Quelle foto e quegli scatti hot inviati da Milano al suo amico di Spinea le erano costati molto, moltissimo, innanzitutto in denaro estorto, ben 14.000 euro, poi in salute nel processo investigativo, durato ben 6 anni. La storia di quelle classiche, ci si conosce via social, tra un messaggio e una telefonata la conoscenza si infittisce al punto che ne scaturisce un rapporto anche di fiducia. E qui comincia l'inganno. Lui è il ricattatore, oggi 38enne, residente a Spinea, una volta ricevute le foto, spalleggiato anche da un'amica, oggi 32enne e sempre di Spinea, aveva iniziato a minacciare la malcapitata milanese di rendere pubblici quegli scatti di nudo se non avesse pagato, con bonifici e ricariche postepay. Il ricatto, iniziato nel momento della conoscenza, è risalente al 2017 fino a quando la ragazza, stanca, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri di Milano, riusciti a risalire ai due aguzzini. Nella perquisizione domiciliare li hanno trovati in possesso di una chiavetta USB che conteneva tutte le immagini oggetto del ricatto. I due arrestati dovranno scontare una condanna di 5 anni lui e 6 anni e mezzo la sua complice, in carcere rispettivamente al Santa Maria Maggiore e alla Giudecca a Venezia.